Ministro Nordio, sanità di eccellenze, nonostante i suoi numerosi impegni, lei ha voluto essere qui questa mattina. Quanto importante è comunque promuovere anche quello che di buono fanno le ULSS territoriali? Sì, sono arrivato ieri sera con l'aereo di mezzanotte, oggi devo ripartire perché domani c'è l'inaugurazione dell'anno giudiziario, però questa era un'occasione che non potevo mancare perché la sanità veneta e soprattutto quella trevigiana è un'eccellenza di cui andiamo tutti orgogliosi. Vi sono dei reparti, oggi saranno citati uno per uno, io stesso avrò il piacere di dire due parole, che sono all'avanguardia nella ricerca, nella prognosi e nella cura. La sanità di Treviso forse è il fiore all'occhiello di una città che, ci tengo a dirlo, peraltro in questi giorni può anche aver avuto dei problemi, ma non vorrei che le mie uscite di questi ultimi giorni fossero interpretate come una critica all'amministrazione, nel senso che abbiamo preso purtroppo atto di un venir meno di un tipo di sicurezza che fino a tempo fa esisteva, però ci tengo a dire che il sindaco Conte è un mio amico ed è un ottimo amministratore, non c'è nessun tipo di polemica, ma anzi una richiesta di collaborazione. In questo ambito comunque la sanità di Treviso si presenta come una delle eccellenze che io ho ritenuto opportuno come trevigiano puro sangue onorare, sempre da patofobico, nella speranza di non aver mai a che fare direttamente.